Questa mattina le verifiche aeree hanno accertato l'ennesimo crollo sulle Dolomiti. Il fatto è accaduto nel gruppo della Sorapis a Cortina, ma vediamo le immagini e naturalmente vi riportiamo anche le interviste raccolte. E parliamo ora di lavoro con i nuovi allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, pur con una media ben al di sotto di quella nazionale. Anche in Veneto è sempre più difficile per i giovani trovare un'occupazione. Sentite il servizio allora. Adesso però ci sono le previsioni del tempo. Linea alla regia, a tra poco. Lo stato di salute dell'economia bellunese non è diverso da quello nazionale. L'economia è malata gravemente, costretta in labirinti istituzionali dai quali bisogna uscire. Ma per quali vie? Confcommercio propone di affrontare la questione in un dibattito in programma domenica prossima. Il servizio. Siamo alla fine di questo telegiornale, non ci sono altre notizie. L'appuntamento torna domani, non mancate, mi raccomando. Grazie per l'attenzione e buonasera a tutti. La riorganizzazione sindacale che ha portato alla fusione della CISL di Belluno e Treviso sia di esempio per al necessario ammodernamento dei nostri enti locali. Questo è un messaggio forte e chiaro dal palco del Consiglio Generale della CISL. Belluno ha bisogno di un governo di vasta area, hanno detto all'unisono Anna Orsini e Franco Lorenzon. Sentite allora dalle loro voci. Parliamo adesso degli effetti del post 50° del Vajont. Si iniziano già a sentire. Longarone ha incassato la promessa del Presidente del Senato circa l'impegno dello Stato nel sostenere le spese del cimitero di Fortogna. Sentiamo. E siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, non ci sono altre notizie. Vi ringrazio per averci seguito fino a qui, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Ci vediamo domani, arrivederci. Crisi occorre fare squadra per non far sentire solo chi è rimasto indietro. Con queste parole Alessandro Del Piero invita a partecipare domenica a Codognè a una corsa contro la crisi, ma intanto proprio la crisi minaccia 221 lavoratori del mobilificio europeo di Cessalto che oggi hanno voluto far sentire la loro voce. Allora sentiamole insieme, anche le immagini, guardiamo. Andiamo a Jesolo invece per le selezioni di Miss Italia. Ieri la giuria ha scelto per la finalissima del 27 ottobre 6 bellezze venete. Il titolo, oltre alla gratificazione personale, darà alla vincitrice anche concrete possibilità di lavoro, che in fondo è un po' anche quello che chiedono avendole intervistate. Ma andiamo a conoscere le concorrenti di casa nostra allora. Ecco, davvero molto belle queste ragazze. Adesso un attimo di pausa per la pubblicità, ma torniamo tra poco. Venezia sotto assedio, infatti sono i lucchetti che i turisti appendono ai ponti diciamo così più importanti della città a infastidire i residenti e a provocare l'intervento delle forze dell'ordine. Centinaia, migliaia di lucchetti che vengono periodicamente rimossi ma che subito dopo riappaiono, come testimonia appunto il nostro viaggio sul ponte dell'Accademia. Le immagini. Questo era appunto il nostro sito che potete guardare e consultare con molta calma e guardare tutte le notizie. Adesso invece ci fermiamo perché ci sono le previsioni del tempo e poi di nuovo in studio. Comuni contro la burocrazia e pronti ad una rivoluzione che modifichi il ruolo dei dirigenti. La proposta è del sindaco di Belluno al coordinamento dei consigli comunali dell'ANCI, ANCI Veneto, che si è riunito questa mattina a Palazzo Rosso. Sentiamo che cosa è emerso. Adesso invece ci fermiamo perché c'è la pubblicità, pochi istanti, poi di nuovo in studio, tra poco. E con questo servizio chiudiamo il telegiornale, vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'ascolto, per l'attenzione, buona domenica a tutti. Passiamo alla cronaca, ore di paura nella notte in centro storico a Venezia, un incendio esploso nel sestiere di San Marco, ha occupato i vigili del fuoco fino a questa mattina, danni ancora in via di quantificazione, ma resta l'allarme lanciato qualche settimana fa proprio dal sindaco di Venezia sul piano antincendio di città, ma anche delle isole. Sentiamo. La CTV ha deciso di sperimentare un nuovo sistema per evitare che la gente salga in autobus senza biglietti. Da lunedì dunque arriveranno i tornelli sull'autobus delle linee H1, H2 e 20 delle dimestre. Ma questa non è l'unica novità. Sentiamo. E adesso invece ci fermiamo, c'è la pubblicità, una piccola pausa e poi torniamo insieme. Adesso invece vi ricordiamo che le notizie di Antena 3 News sono anche online, potete trovare infatti tutte le ultime ore all'interno del nostro sito, gli aggiornamenti appunto in tempo reale. Ricominciamo con la bellezza, già assegnate le fasce nazionali, adesso si pensa alla finale. Parliamo di Miss Italia che quest'anno incoronerà la sua regina di bellezza proprio sul litorale veneto a Jesolo. Domani sera sapremo che è Miss Italia appunto 2013, in lizza ci sono anche 6 ragazze venete. Guardiamo.
Ci fermiamo, pochi istanti, le previsioni del tempo, a tra poco. E siamo alla fine del TG, non c'è altro. Vi ringrazio per essere stati con noi e naturalmente vi auguro una buona domenica a tutti. E Belluno si conferma ai vertici della classifica delle città più vivibili d'Italia, infatti il riconoscimento di Legambiente premia il capoluogo dolomitico. Possiamo ancora crescere, questo è il commento del sindaco Massaro, sentiamolo. Siamo arrivati alla fine di questa edizione, non ci sono altre notizie. L'appuntamento però, vi ricordo, torna domani, sempre a quest'ora, sempre naturalmente su questa emittente. Grazie, arrivederci.